ragazze, buongiorno ragazzi. Buongiorno! Oggi vi racconteremo una storia. Anzi, due. Racconteremo delle storie un po' nostre, un po' di altri, un po' vere e un po' inventate. Per ogni spettacolo che si rispetti ci vuole un pubblico con un pizzico di fantasia. Per esempio, per quanto mi riguarda potreste immaginarmi, che so, con dei vestiti diversi. E anche la scena, per esempio, potrebbe essere in un parco. Un ragazzo e una ragazza si incontrano in un parco per caso, forse a Londra, Parigi, Belgrado, Praga, Verona, non importa. Ognuno di loro si racconta. E allora le due vite, benché diverse, benché lontane, si incontrano. Lei, nata e vissuta in una famiglia ricca, dove l'importante è solo apparire, dove c'è un padre padrone, racconta l'attraversamento di una infanzia fatta di sogni infranti e di desideri forzatamente celati. Lui viene da un paese lontano, povero, in guerra. Solo il pericoloso attraversamento del mare e la fuga da una storia fatta di abusi e sfruttamento l'ha potuto salvare. Due vite diverse ma in fondo uguali. Due attraversamenti non facili, spesso pericolosi. Due storie in cui ognuno di noi si può riconoscere.